Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. Veloce, vediamo, Radenska Daghi va a chiedere strade, passa su Sax Numero S, 8, poi in terza Zeburisaia posizione il 2 TRGF, di Upper squalificato. FKS, all'esterno vediamo Vischio Bianco. Tanto Radenska Daghi è in vantaggio, percorre i primi 200 metri in 15,4. Siamo al primo passaggio davanti alle tribune, vediamo all'esterno il solo Vischio Bianco, mentre alla corda sono Sax S, Numero poi 7, Upper Vallombretta, FKS, squalificato. lascia la corda anche Troy Bonest, poi vicino ai primi anche Pensiero Adri, mentre molto più lontani gli altri, compresi i penalizzati. 400 in 38, ritmo abbastanza costante da parte della figlia di Brandy dei Fiori, che arriva ai 600 in 44,9. Poi in seconda posizione sempre l'1 di Sax S, all'esterno Vischio Bianco, pedinato da Troy Bones, poi lungo la corda Upper FKS davanti a Pensiero Adri. Intanto si riavvicinano anche i penalizzati, tra i quali Tempest prende la via del largo, ma viene anticipato da Adrian Gioni con Pensiero Adri che sposta in terza pariglia. Tanto siamo ormai al chilometro passato da Radenska in 1,17 secco. Secondo passaggio davanti alle tribune, Radenska Daghi, Sax S, all'esterno Vischio Bianco, pedinato da Troy Bones, Pensiero Adri. Poi in pariglia anche Tempest e Tyson Per. Retta qui davanti alle tribune, passati in 15,5. Con in vantaggio Radenska Daghi davanti a Sax S, Vischio Bianco all'esterno, Upper FKS davanti a Vaomar. Curva passata dalla femmina in 15,1, all'esterno Vischio Bianco, si lancia in terza ruota Troy Bonest, ma Radenska Daghi ancora in controllo, avanza però molto deciso l'allievo di Edoardo Baldi e va Numero direttamente 4, a contatto di Vischio Radenska Bianco, Daghi, poi sempre squalificato. Sax S di tra i due, retta di là passata in 14,8, ultima curva, Radenska Daghi, Troy Bonest all'esterno, poi Sax S, più lontani gli altri, tra i quali il quarta posizione è Upper FKS, ultima curva passata in 14,6, retta d'arrivo, Radenska Daghi in vantaggio su Sax S che si butta di dentro, all'esterno è Troy Bonest, ci prova Sax S, Radenska Daghi cerca di difendersi, ma Sax S viene a vincere su Radenska Daghi, al terzo ancora Troy Bonest davanti a Upper FKS, 14,6 a chiudere, ma non è bastato a Radenska Daghi, perché Sax S, che ne ha seguito la scia per tutta la corsa, l'ha bruciata sul palo con Antonio Di Nardo, anche egli al doppio in giornata. Viene a vincere col figlio di Antoverall. Rivediamo la retta d'arrivo con Sax S che batte di mezzo cavallo Radenska Daghi, mentre per il terzo rivediamo Upper FKS che prova a superare ma non battere Troy Bones che è terzo. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per domenica prossima e per il martedì successivo col Gran Premio della Repubblica.